Feste colorate di giallo per veneti e padovani. Da lunedì, probabilmente, la nostra regione lascerà la zona bianca. Aumenteranno dunque le restrizioni. La mascherina sarà obbligatoria anche all'aperto, ci sarà il limite di 3 persone in auto e il divieto di superare i 4 commensali ai tavoli di bar e ristoranti, esclusi però i possessori di Green Pass rafforzato, quello rilasciato a vaccinati e guariti. La paura però è che dalla zona bianca si passi a quella arancione o rossa. Timore che possa accadere perché ci avviciniamo alle feste, vedo molta gente in giro, quindi mi sa di sì. Beh, un po', non farò il solito Natale di 20 anni fa, Che Natale sarà? un po' in famiglia, Si evita luoghi affollati? sì, anche se sono vaccinata. La situazione è triste, però mi sembra che insomma, se abbiamo un po' di buon senso forse ce la facciamo a venirne fuori. Penso che fino alle feste ci arriviamo normalmente e poi dipenderà da come ci comportiamo tutti quanti durante le feste. L'opinione degli intervistati su come si sta gestendo l'epidemia resta comunque buona. Penso che stia facendo il massimo, anche perché è un virus nuovo e conosciamo poco di questo virus. Direi che è abbastanza equilibrata la situazione, perché non bisogna perdere l'attenzione ma neanche esagerare. Sì, io tra un po' parto per la stagione invernale, quindi speriamo bene, in montagna, quindi speriamo bene, dai. I vaccini ce li ho, la mascherina ce l'ho, più di così nelle mani del Signore, adesso vado a Sant'Antonio.